Abbondanza va forte dentro, arriva Reti! Nicolas! Grande! Ragazzo! Di testa! C'è capitano! 1-0 per noi! Ancora Celi che recupera palla in pressione! Celi! Patrizio Celi! Immediato raddoppio del Lazio! Tutto è firmato Grifone, prima Lezzerini, poi Celi, è 2-0. Sembra poter continuare però senza problemi. Coccia prolunga per Celi, si invola ancora Celi! Patrizio Celi! La doppietta del bomber del Grifone ed è tris per il Lazio. Palumbo prolunga Nobile, Celi, Lezzerini, dentro per Abbondanza, attenzione ad Abbondanza, Abbondanza, la respinta di Lunz, poi Coccia non arriva, Lezzerini in sforbiciata, pallone che torna, poi proprio a Lachner che se ne va bene sulla destra, attenzione a Lachner, pallone che sbuca sul secondo palo, sarà calcio d'angolo dall'altra parte, c'era un giocatore di Bolzano, se non sbaglio Kozachenko, che era pronto a deviare sul secondo palo, non è arrivato in tempo sul pallone. Un sombrero del centrocampista del Grifone, ottimo il servizio per Coccia, controlla Coccia, vuole cercare il tiro, se la porta sul destro, Coccia! Alessandro! Coccia! Eccolo il poker del Lazio, non poteva mancare all'appello l'attaccante della Tor Tre Teste, bravissimo qui a controllare il pallone, a sistemarselo sul destro e a calciare con un diagonale chirurgico. E lancio lungo intanto per il movimento di Facen. Va a lottare con Tirotta. Facen prova il tiro. Pallone che si spegne fuori, però Bolzano che è entrato subito con il piglio giusto in questo secondo tempo di Lunz. Sbaglia però il rinvio, pallone che arriva dalle parti di Nobile che controlla Nobile! Daniele Nobile! Il 5-0 del Lazio con Daniele Nobile, il fantasista della Romuglia. Ci aveva provato con il sinistro nel primo tempo, qui sfrutta un errore avversario. 5-0 a favore del Lazio, intanto punizione per Bolzano dentro per il colpo di testa di Gursler che colpisce il palo. Ottima soluzione qui per Bolzano. Mentre stiamo per entrare nel 19° minuto di questa ripresa, Lezzerini va da Coccia, pallone per Traoré che prova il tiro! A Bacco! Traoré! Timbra subito l'attaccante della Spes Mundial. Il 4-0 della prima frazione di gioco, poi gol di Nobile e Traoré, proprio Traoré se ne va, prova il sinistro, gran parata di Lutz, poi Touré. Pallone che termina fuori, grande intervento di piede per il portiere di Bolzano che è stato miracoloso sul tentativo di Alamacco Traoré. Petraccone va a lottare, riconquista il pallone, serve il taglio di occulto dentro per Traoré! Alamacco! Traoré! Doppietta per l'attaccante in maglia numero 20 di Bolzano, Cursi va a proteggere il pallone mentre arriva il triplice fischio del direttore di gara. Non poteva cominciare meglio l'avventura del Lazio in questo torneo delle regioni. 7-0 per i ragazzi di Lanni. I primi 3 punti.